Buongiorno a tutti, allora rinnovo i miei saluti per la vostra presenza qui a Palazzo Ferrofini per partecipare a una conferenza, una tavola rotonda che ho voluto sul tema della Armenia, quale futuro, la memoria come ponte tra i mondi. È un tema che io così dal punto di vista amatoriale tratto da un po' di tempo per una passione mia personale e poi diciamo anche la conoscenza di alcune persone che fortuitamente ho incontrato nella vita, miei concittadini, è presente qui Gaianè, con la quale condividiamo il fatto di portare i bambini a scuola insieme e questo ha fatto nascere o rifiorire in me un certo interesse per un tema geopolitico, culturale, che è poco trattato, veramente poco conosciuto, è ancora forse al di fuori dei libri di scuola, è al di fuori sicuramente dei libri di scuola che ho studiato io, che ho 40 anni e quindi ho finito di studiare circa 15 anni fa, 10 anni fa, se contiamo anche l'università. Ed è un modo questo così per ricordare certo il genocidio, siamo 111 anni, una data quasi simbolo, 111, del genocidio del popolo armeno, però siamo qui anche per parlare di futuro, per parlare di cosa ne sarà, di quali sono le prospettive per questo piccolo Stato che per me però comunque è una grande nazione, no? Se riusciamo finalmente a disgiungere il concetto di Stato dal concetto di nazione, tema ancora difficile in questo mondo, e che ha dato molto all'intero panorama collettivo culturale mondiale. Sarà anche l'occasione per chiederci perché tra le persone di nazionalità armena c'è questo afflato nei confronti della cultura che altrove magari non c'è, perché uno Stato così piccolo annovera così tanti artisti un po' in tutti i campi, con un'incidenza veramente maggiore rispetto a tante altre nazionalità. Quindi ricordare il genocidio è sicuramente importante, parlarne è sicuramente decisivo, anche per alcune questioni internazionali che ci sono, che sono ancora aperte, ma vogliamo oggi, ho invitato le persone che conosco e ringrazio anche qualcuno che ha accettato il mio invito che non conosco, per aprire uno spazio su questo tema, rispetto al quale veramente anche le ultime vicende del Nagorno-Karabakh sono passate, secondo me, così, come tanquam non esset, come se nulla fosse, no? Nel silenzio dei media, io mi ricordo una pagina di giornale o sul Corriere o su Repubblica, e poco altro. Allora, non dobbiamo, secondo me, fossilizzarci sulla storia dell'Armenia, ma poi sarete voi a dirmelo, ricordando solo i fatti negativi e tragici. No, siamo qui anche per dare lustro a persone della cultura che hanno dato tanto e capire questo piccolo Stato, questa piccola nazione, che prospettive ha nel futuro in una zona molto particolare del mondo dove è diciamo, presa da un contorno con il quale ha avuto rapporti non sempre idilliaci, e per sapere da voi che conoscete la storia, l'attualità politica attuale armena, quali siano le condizioni della tregua che c'è rispetto appunto agli ultimi episodi del Nagorno-Karabakh. Si parla di questa strada da costruire. Trump ha parlato della una sorta di Trump Avenue, non so come definirla, no? L'ha ribattezzata col suo nome. Si è fatto garante di questa pace, ha detto di esserne lui l'artefice. Allora lo vogliamo scoprire
insieme a molti ospiti che oggi parleranno con noi. Io vorrei che il primo a darci il saluto fosse, scusatemi perché, dov'è l'elenco? Il console onorario di Venezia, è presente? Prego, venga pure al podio. Gagik Sarukanian, e oggi mi perdonerete per tutte le pronunce sbagliate perché... Ecco, console, vorrei che lei ci desse intanto un saluto istituzionale, vista la sua figura, una panoramica anche di come si vede dall'Italia, come vedono gli armeni d'Italia, chiamiamoli così, i fatti che sono avvenuti, che prospettive ci sono anche di collaborazione tra gli stati, tra l'Italia, la Repubblica di Armenia, quali prospettive ci sono, se ve ne sono anche economiche, sociali, culturali, e se vi sono delle affinità che possono essere diciamo, coltivate e essere feconde. Grazie. Scusi, mi sentite? Buongiorno, salve. La ringrazio consigliere per l'attenzione riservata a questo tema. Noi ci siamo già conosciuti a Treviso, è un tema molto sensibile per la nostra comunità, per il nostro popolo. Innanzitutto colgo l'occasione per portare i saluti del nostro ambasciatore Karapezian, che avrebbe voluto essere presente, era stato invitato, purtroppo non è potuto partecipare. Prima di lasciare la parola ai miei amici, ai miei professori che conoscono la materia della tragedia del popolo armeno, del genocidio, vorrei prendere uno spunto dal titolo dell'Armenia quale futuro per fare alcune considerazioni. Un popolo che ha vissuto un genocidio non può restare sempre ancorato al passato. Questo è un errore che spesso si tende a fare. Il ricordo è fondamentale, è doveroso e deve accompagnarsi a una visione del futuro proprio. Ed è per questo che oggi il governo armeno sta lavorando molto attivamente per stabilire relazioni normali con gli stati confinanti, gli stati soliti Turchia e Azerbaigian. I buoni rapporti del vicinato con il vicinato e con i vicini e la cooperazione rappresentano una condizione minima per costruire una pace duratura nell'area, nel Caucaso meridionale. Il punto di svolta di questo, come accennato prima, il punto di svolta significativo è stato l'8 agosto del 2025 a Washington. Alla Casa Bianca si è tenuto uno storico vertice trilaterale fra il primo ministro Pashinyan armeno, il presidente Aliyev e come mediatore Donald Trump, cioè non una figura proprio, stiamo parlando dell'agosto scorso. E in quell'occasione le parti si sono impegnate a porre fine al conflitto decennale tra Azerbaigian e Armenia, avviare relazioni diplomatiche, riconoscere, questo è molto importante e riguarda anche la pace e il futuro, riconoscere reciprocamente la sovranità e l'integrità territoriale, aprire nuove rotte commerciali e di trasporto, il famoso TRIP che accennava prima, Trump Route of International Peace and Prosperity. E quindi questo processo di pace apre nuove opportunità, come diceva lei per l'area caucasica, che diventa una ponte strategica tra l'Europa e l'Asia con l'Armenia protagonista. Quindi da qui l'idea del futuro. L'Armenia sta rientrando in un'architettura logistica globale, un hub, con la pace dei propri, diciamo, vicini di casa, che sono Armenia e Azerbaigian, che fanno ben sperare. La politica armena negli ultimi 2 anni, dopo la guerra del Nagorno-Karabakh, ha lavorato molto per arrivare con determinazione a questo. E ultima cosa, stiamo lavorando molto anche per l'apertura del confine con la Turchia, che è chiusa ormai da 32 anni, sempre a causa del conflitto del Nagorno-Karabakh.
lascio la parola, visto che siamo più persone, ai miei colleghi. Vorrei solo sottolineare l'ultima cosa, che comunque l'Armenia, seppur nel ricordo della tragedia, che oggi non dimentichiamo, ricordiamo il 111° anno di questa tragedia, immane tragedia per il nostro popolo, deve guardare il futuro con un rinnovato ottimismo e rientrare in questa integrazione internazionale che è molto importante per noi. Amen. Grazie. Grazie Console. Grazie perché ha centrato un po' quello che era il tema della nostra conferenza di oggi, dell'incontro di oggi, cioè non occuparsi sempre e solo di quello che è stata la tragedia, ma vedere le prospettive future che la Repubblica d'Armenia può avere nel mondo, soprattutto nel Caucaso meridionale, ma poi anche dal punto di vista internazionale. Proprio questo è lo sforzo che vogliamo fare oggi, partire certo dal ricordo, non si può cancellare la storia, non si può cancellare la memoria, anzi storia magistra vitae, no? Però vedere l'Armenia sotto un'altra prospettiva, sotto un'altra chiave di lettura. Saluto Alessio Morosin, mio collega in Consiglio regionale che è qui, che ci ascolta e assiste, e vorrei che dalla regia partisse un contributo di Gianni Efrikian, uno dei tanti artisti che l'Armenia ha dato al mondo e specialmente l'ha dato anche alla mia città di Treviso, siamo concittadini, e quindi doveva essere qui con noi, ma ha voluto contribuire a questa nostra iniziativa inviandoci un video. Prego, se è possibile. Ecco, grazie a Gianni Efrikian, testimone di una famiglia che ha sempre coltivato, figlio d'arte, no? Che ha sempre coltivato la composizione in famiglia, e diciamo figlio di un altro grande artista con un legame straordinario nei confronti di Antonio Vivaldi. Dobbiamo ricordare anche questo, diciamo, di Gianni Efrikian. Lo ringraziamo per queste sue musiche che ci hanno portato
all'interno del ricordo del genocidio. Se è in collegamento con noi, non è ancora in collegamento, avevamo detto verso le 10? Proviamo a sentire se, perché avevamo detto alle 10:30 circa, doveva essere collegata con noi Antonia Arslan, altrimenti nel frattempo vorrei che venisse qui al podio Baykar Sivazilian, professore universitario, presidente dell'Unione Armeni d'Italia. Sbaglio? Sbaglio o non sbaglio? No, non sbaglio, bene. Ecco, e vorrei che intanto ci desse, diciamo, quella che è la consistenza della vostra organizzazione, un po' di conoscenza delle attività che svolgete e anche e soprattutto nei confronti delle nuove generazioni, no? Di coloro che i figli dei vostri figli, i nipoti, come vivono questo legame con la terra dei padri, con la patria, e se hanno il desiderio di riscoprire le loro origini oppure se sono, diciamo, anche, mi viene a dire, usare questo termine, ammorbati diciamo, dall'uniformità della cultura che oggi, diciamo, pervade un po' il nostro tempo, il nostro mondo, e se si sono persi oppure se voi riuscite, con quali attività riuscite a farli sentire non una minoranza, ma diciamo, qualcosa che può dare nella diversità qualcosa in più all'Italia, all'Europa. Grazie. Grazie caro consigliere. Desidero soprattutto precisare che per poter costruire un futuro solido dobbiamo assolutamente chiarire il nostro passato, intanto con noi stessi, noi armeni, e poi cercare di raccontare tutto ciò ai nostri cari amici, ormai quasi fratelli, italiani. Per cui commemorare il triste ricordo del primo genocidio del XX secolo non è soltanto un atto semplicemente dovuto a 1,5 milioni di martiri cristiani armeni, ma è e dovrebbe essere un atto per creare le condizioni perché questi terribili crimini contro l'umanità non avvengano più e soprattutto aiutino il responsabile a riconoscere il suo efferrato atto, cosa ancora non avvenuto da parte del responsabile. È per questo motivo che noi, come comunità degli armeni sparsi per il territorio italiano, ci sforziamo a portare questa profonda preoccupazione soprattutto nelle scuole, cioè all'attenzione dei giovani. Dobbiamo con profonda tristezza sottolineare il silenzio tombale dell'Occidente e di tante autorità che non solo hanno desiderato annientare per la seconda volta il popolo armeno con i loro silenzi, ma hanno guardato come spettatori non più di 3 anni fa al terribile esodo di 120.000 armeni di Nagorno-Karabakh, Artsakh degli armeni, cacciati dalle proprie case e dalla propria terra ancestrale che da 3.000 anni era semplicemente la loro patria. Si sono finti come spettatori insensibili a una folclorica transumanza. Permettete di esprimere un mio pensiero verso il titolo della nostra conferenza. Armenia, quale futuro? Durante la settimana scorsa, il 15 aprile, a Baku, capitale dell'Azerbaigian,
è stata inaugurata una mostra con il titolo L'Azerbaigian occidentale, riferendosi al territorio della Repubblica dell'Armenia di oggi. Ogni riferimento ai desideri e di qualsivoglia voglia dei nostri vicini penso che sia fuori luogo da parte mia. Lascio a voi la risposta. Quale futuro attende a quello che è rimasto dell'Armenia storica, 300.000 metri quadrati, agli attuali meno di 29.000? Noi cittadini italiani di origine armena chiediamo ai nostri governanti di avere un po' più di coraggio. Comprendiamo la necessità dello Stato italiano di mantenere opportune relazioni diplomatiche con la dittatura azera e di continuare a beneficiare delle sponsorizzazioni, per giunto profumantemente pagati, per aver sempre più gas e petrolio. Però a tutto, anche nella diplomazia, c'è un limite di decenza. Possiamo perdere tutto, la ricchezza, le opportunità, benessere, ma se iniziamo a perdere dignità, allora tutto è perduto. Perciò questo lodevole atto del Consiglio della Regione Veneto di invitarci a questa commemorazione è doppiamente apprezzabile. Su questa via di giustizia e della pace, sempre evocata, ma mai realmente prodotta altrove. Malgrado più di 30 paesi fra i più progrediti del mondo, compresa l'Italia, abbiano già riconosciuto da decenni questo crimine che, come ha detto Papa Francesco nel 2014, si chiama genocidio armeno. Questo vostro lodevole atto acquista inoltre un altro valore più importante, quando viviamo in un periodo storico dove purtroppo avanza una narrazione costruita ad arte per privare gli armeni non solo della verità storica, ma anche della legittimità stessa, usando forme ingannevoli. Tentare di rimodellare la memoria storica di una intera nazione presentandolo come irrazionale, artefatta e persino patologica. Questa triste operazione esclude gli armeni dalla categoria di attori storici legittimi. Una volta avvenuto questo cambiamento, la discussione non è più necessaria. Il rifiuto sostituisce il confronto. Il Veneto è stata una delle prime regioni d'Italia ad accogliere nel proprio seno i frammenti dell'umanità armena, sopravvissuta al primo genocidio del XX secolo. Alcuni di quei orfanelli sopravvissuti all'inizio degli anni '20 del secolo scorso sono stati ospitati in una villa sulla riviera del Brenta e di seguito sono stati educati e preparati al sacerdozio mechitarista. Le stesse persone sono state educatori della mia generazione, figli e nipoti di sopravvissuti presso il Collegio Armeno Murat Raphael di Venezia, chiudendo almeno parzialmente in modo positivo questo cerchio tragico. Sacerdoti, storici, poeti, scrittori di grande spessore culturale e religioso, mai abbiamo sentito dalle loro bocche una parola di odio, ma ci hanno educato invece a non dimenticare e condividere con le nuove generazioni armene e italiane la nostra storia anche familiare, perché la tragedia non si ripeta mai più. Noi cittadini italiani di origine armena camminiamo e cammineremo sempre su questa via maestra. Ormai purtroppo raramente leggiamo pochi testi che trattano il genocidio armeno, come uno degli episodi terribili di violenza di massa fra i più ampiamente documentati e studiati nella storia moderna.
dall'archivio segreto del Vaticano agli archivi statali di tutti i paesi più o meno liberi conosciuti. Gli eventi del 1915 sono documentati attraverso la corrispondenza diplomatica dell'epoca, i resoconti dei missionari e le notizie internazionali, e sono stati esaminati da un'approfondita ricerca accademica nel corso di un intero secolo. L'esistenza di un ampio consenso internazionale non è una questione di preferenza politiche, ma il risultato di prove accumulate e convergenti. Basterebbe citare le minuziose informazioni trasmesse negli anni del genocidio 1915-18 da 2 italiani di alto rango diplomatico: Giacomo Gorrini, console generale d'Italia a Trabisonda, e arcivescovo Angelo Maria Dolci, nunzio apostolico a Costantinopoli durante la Prima Guerra Mondiale, entrambi considerati giusti per gli armeni. Tornando perciò alla sensibilità della terra veneta, grazie Regione Veneto, grazie Veneti con i quali da secoli abbiamo condiviso la nostra storia di diasporani armeni. I nostri antenati avevano deciso di stampare il primo libro in lingua armena proprio a Venezia, nel lontano 1512. Non è casuale che la signora di Asolo, Caterina Cornaro, che riposa nella chiesa di San Salvador, come titolo nobiliare ha sulla sua tomba scritta Regina di Cipro, di Gerusalemme e dell'Armenia. Repubblica Veneta ha avuto la lungimiranza di ospitare all'inizio del 1700 una isola di luce, non soltanto di fede ma anche di cultura e di civiltà armena. San Lazzaro, nella laguna, a noi tutti molto cara. L'ingegnere armeno Andon Surian aveva caricato i primi cannoni sulle galere veneziane. Il sottoportico e calle degli Armeni, la chiesa di Santa Croce degli Armeni, menzionata la prima volta addirittura nel 1434, palazzo di Deodato Sheriman a Sfazadur Shahrimanian, in Campo Marina, Palazzo Sheriman in Lista di Spagna, l'altra sede di questa prestigiosissima istituzione dove ci troviamo, tutti sono pezzi armeni, inseparabili della nostra amata Serenissima Repubblica. Questo stesso Consiglio regionale, nel lontano 1987, aveva ideato e finanziato un libro monumentale che si chiama Armenia, incontro con il popolo dell'Ararat, per la preparazione del quale avevano partecipato con i loro contributi scientifici i migliori specialisti armenisti di quegli anni. Questo meraviglioso volume rimane tuttora insuperabile, con le sue fotografie eccezionali, con i suoi testi di alta specializzazione scientifica. Grazie a tutti voi. Anche oggi la comunità armena estesa su tutto il territorio della regione contribuisce al tessuto sociale, economico e culturale con i suoi economisti, uomini d'affari, con i professionisti in ogni ramo, con insegnanti e professori universitari, scrittori, intellettuali e sacerdoti. Il ricordo che oggi fate per i nostri martiri è un grande e rispettoso regalo a loro, ma è soprattutto un incoraggiamento per il nostro lavoro di divulgazione per la pace e la giustizia nel mondo. Grazie. Grazie Presidente per questa disamina sia del genocidio sia soprattutto anche per le sue ultime parole, l'incoraggiamento alla pace e alla giustizia, no? Che
come chiave di lettura di fatti successi oltre 100 anni fa. Oggi ci stiamo chiedendo appunto che senso ha il ricordo. Non stiamo solo ricordando il genocidio, stiamo cercando di capire che senso ha per il futuro il ricordo del genocidio, e quindi le sue parole di richiamo alla pace e alla giustizia, che questo ricordo nelle presenti e nelle future generazioni possa essere l'occasione non per serbare rancore, ma per essere uomini di pace, essere uomini di giustizia in giro per il mondo. È, diciamo, la sottolineatura che maggiormente mi sento di fare. E dopo mi è piaciuto molto quando lei richiamava tanti palazzi, tanti luoghi, no, della Venezia dove siamo. Io sono passato per andare a scuola, ho fatto le medie e le superiori al Collegio Vescovile Pio X, passavo sotto Porta Santi 40, no? Sono 40 martiri martirizzati in Armenia, i martiri di Sebaste, giusto? Erano soldati romani che non vollero sottomettersi all'adorazione di divinità pagane all'epoca. Adesso non è che conosca benissimo la storia, però furono martirizzati, e mi pare che addirittura i corpi sparsi in giro, bruciati, perché non ci potesse essere di loro il ricordo, quindi il culto, no? E passavo sotto questa porta che riporta questi nomi, insomma il ricordo di queste 40 persone, senza assolutamente sapere dove passavo. Per me, siccome le lapidi apposte nella porta parlavano solo del fatto che da lì gli austriaci erano scappati durante la Prima Guerra Mondiale, per me quello era il luogo. Io leggevo, andavo in bicicletta, mi è sempre piaciuta la storia, e per me quel luogo era il luogo dal quale, insomma, poi a Treviso ci fu la fuggita molti anni dopo delle truppe austro-ungariche. E invece i 40 erano proprio loro, dei martiri morti in Armenia. E si è collegata con noi Antonia Arslan. Eccola, la vedo, buongiorno, grazie tantissimo di essere presente con noi, di essersi collegata. Non servono presentazioni per Antonia Arslan, scrittrice, saggista, storica, che ha fatto conoscere la tragedia del genocidio armeno attraverso il suo più famoso libro, se mi permette di utilizzare questa espressione, ma ne ha scritti molti altri, ma la Masseria dell'Allodole ha avuto sicuramente un eco mondiale, una diffusione incredibile, è stato tradotto in circa 20 lingue, adesso eventualmente ci aggiorna lei se mi sfugge qualcosa. C'è stato anche un film nel 2007 dei fratelli Taviani, se non ricordo male, che ha contribuito a dare ancora maggiore diffusione e conoscenza di questo tema, per far capire come dove non arriva magari la scuola, dove non arrivano gli enti dello Stato, le persone, gli armeni, ci arrivano attraverso la cultura a far conoscere qualcosa che magari le autorità statali in quegli anni ancora non avevano forse ben sedimentato e proposto alle nuove generazioni attraverso istituti come quello della scuola. Ci stiamo in questa, non so se ci ha seguito finora, ma ci stiamo chiedendo che senso abbia oggi parlare di una cosa di 111 anni fa. Non stiamo solo ricordando il genocidio, ma ci stiamo chiedendo quale prospettiva e quale futuro possa esserci, partendo certo da un ricordo così doloroso. Quali sono le prospettive della, mi permetto di dire, giovane Repubblica di Armenia oggi, nel 2026, per la sua, diciamo, vita, per la sua azione in quello che è la sua area regionale del Caucaso meridionale, ma anche al mondo. Ecco, vorremmo chiederle una riflessione da questo punto di vista e la ascoltiamo con piacere. Grazie.
Forse deve accendere il microfono. Se risponde al telefono proviamo a darle... Pronti? Perfetto, ora la sentiamo benissimo. Grazie mille, grazie. Allora, Eccoci qua. eccoci qua. Io prima di tutto mi scuso, ho avuto una paresi facciale che ancora, come vedete, mi lascia un pochino lesionata e quindi 2 mesi di grande fatica, ecco, di malattia anche. E questo mi impedisce di essere con voi. Ma voglio dire poche cose, ma veramente, secondo me, importanti. Prima di tutto, 111 anni dal genocidio, sì, è una memoria, ma purtroppo noi non possiamo parlare di genocidio concluso, dobbiamo parlare di genocidio che continua, perché è quello che nella definizione di genocidio noi abbiamo, e cioè anche una dimensione di annientamento di tutto quello che è la cultura, la realtà, l'esistenza di un popolo. E allora come possiamo definire quello che prima Vaikar-Sebastian ricordava, cioè una mostra in cui si parla e come il discorso pubblico dell'Azerbaigian è rivolto a dire che l'Armenia non esiste, che gli armeni sono entrati nella piccola Armenia ex sovietica attuale, che sarebbe l'Armenia di montagna, come io dico sempre, cioè quella che sarebbe come se dell'Italia sopravvivessero solo il Veneto di montagna e la Lombardia di montagna, ecco, piccola rispetto a tutta quella che era la grande Armenia storica. E questa piccola zona sarebbe non abitata da armeni da millenni, come testimonianze infinite, storiche, archeologiche, sul terreno dimostrano e continuano a dimostrare, ma gli armeni sarebbero arrivati secondo la loro narrativa assolutamente così calata dal nulla, sarebbero arrivati in Armenia, nell'attuale Armenia, a seguito delle truppe russe a metà dell'Ottocento. E l'Armenia sarebbe solo West Azerbaijan, Azerbaijan occidentale. Allora, chiunque capisce che il protrarsi di una narrativa del genere, che viene pubblicizzata, diffusa attraverso una costante e molto attenta opera di divulgazione, è una cosa terribile. Vuol dire annientare il ricordo dell'esistenza del popolo armeno. Vuol dire che gli armeni non sono mai esistiti. C'erano forse una volta come i Lazi e non ci sono più. Ma purtroppo ci sono, per loro ci sono. Ci sono gli armeni della diaspora, ci sono gli armeni che vivono lì, che erano sottoposti agli zar di Russia. C'è tutta una dimensione storica, archeologica, di notizie, di informazioni, diplomatica che contrasta questa narrativa. Ma il fatto è che dobbiamo esserne coscienti e parlarne. E il fatto che l'Italia stia anche oggi ricordando in senso propositivo, come avete già detto, in senso naturalmente non certo di aggressione verso potenze straniere, ma di difesa di questo piccola parte di territorio che le è rimasto e che si chiama Armenia e che è una nazione riconosciuta e che è una nazione che esiste, una delle 3 nazioni del Caucaso.
Allora, il fatto che lei abbia citato la masseria delle allodole, per me è una gioia, perché io racconto sempre, dico sempre che questo fatto che il mio libro abbia compiuto 20 anni è in qualche modo un dono del cielo che ho ricevuto io grazie al popolo italiano. Perché il fatto che quando mi chiedono se mi sento più armena o più italiana è ridicolo, io non posso scrivere che in italiano, io sono veneta e quando anni fa mi diedero il premio Commisso per scrittore veneto, quello mi ha dato molta gioia perché non posso scrivere che in italiano. Dal mio nonno in poi qui abbiamo le nostre radici, in questo territorio, in questa meravigliosa parte d'Italia che è il Veneto. E allora il fatto che ci sia anche questo riconoscimento, questo ricordo, questo fatto che il Veneto lo sa e in certo modo adesso lo sa anche tutta l'Italia, un po' alla volta, grazie a questo libro che i lettori italiani hanno accettato e fatto proprio con una generosità e con una anche adesione incredibile. Io ho decine e decine di lettere, di testimonianze di questo. E i fratelli italiani, grandi registi, che io non avevo mai né visto né conosciuto, hanno letto il libro e hanno voluto a tutti i costi, sfidando le opposizioni, le tentativi di annullamento, i ricatti che hanno subito anche economici contro la realizzazione, hanno finito il film. E credete, lo dico pubblicamente, il film dei fratelli italiani intanto è molto bello, io ne sono molto contenta, ma è anche uno dei 4 o 5 film in assoluto che sono stati girati e si possono vedere sulla tragedia armena. E se voi pensate a quale forza di diffusione ha il cinema e tutto ciò che riguarda le immagini visive, eccetera. Quanti film sono stati girati, per esempio, sulla Shoah, e sono bellissimi film, ed è giusto che siano stati girati, ma in tutto 4 o 5 sulla tragedia armena che possono essere visti. Quindi a questo aggiungerei poi un'osservazione molto importante. Ci sono in questo momento in azione forze addirittura non solo di distruzione di quello che era nelle zone che Stalin diede da amministrare all'Azerbaigian, ma senza togliere loro il carattere di armeno, abitate in maggioranza da armeni, e cioè in Nakhchivan verso ovest e in Nagorno-Karabakh verso est. Il Nakhchivan è stato totalmente dearmenizzato, come un bel libro che siamo riusciti a pubblicare con il professor Ferrari dimostra, al di là di ogni dubbio, della civiltà armena che nei Nakhchivan è durata, era molto antica e è durata millenni, non esiste più oggi neanche una traccia, neanche un pezzo di marmo, è stato distrutto tutto, perfino, e questo lo racconto sempre perché è terribile, perfino le fondamenta delle chiese. E sono state scavate perfino le fondamenta delle chiese. Quando qui in Veneto noi dall'alto vediamo ancora le tracce della centuriazione romana, là non si vede più neanche la traccia in un luogo chiamato Sette Chiese di quello che era di quelle che erano le fondamenta di queste chiese. Questo nel Nakhchivan. Dall'altra parte il Nagorno-Karabakh, recentemente conquistato dall'Azerbaigian, succede che vengono distrutte tutte le tracce della lunghissima periodo in cui gli armeni ci hanno abitato. Lasciamo stare a quale governo risponde, ma perché questo governo distrugge le chiese? Perché distrugge ogni traccia dei precedenti abitanti del luogo? Questo è genocidio culturale, questo è il genocidio che continua ed è questo contro la terribile minaccia contro cui bisogna anche lottare. Bisogna anche, nella consapevolezza, non di una lotta col macete in mano, ma semplicemente di una conoscenza, di una realtà. È una realtà questa che sta avvenendo. Allora, giustamente
giustamente i rapporti anche con l'Azerbaigian vanno tenuti, giustamente è un fornitore, tutto quello che è stato detto, però sapere che c'è una diplomazia, vedere che la diplomazia agisca, nel senso che io ti do qualche cosa, tu mi dai qualche cosa, io te la pago però, e quindi c'è un do-des continuo, non può diventare prosternarsi, non può diventare inginocchiarsi, perché è inutile, in quanto è una trattativa economica e come tale deve continuare. Oggi la diplomazia è in crisi dappertutto, ma non vedo perché si debba pensare che non serve a niente. Ecco, io vorrei anche dire altre cose, ma non voglio assolutamente dilungarmi. La conferenza è importante proprio nella sua, mi pare, modalità, quale futuro per l'Armenia, perché l'Armenia deve rimanere, non può essere oggetto di continui mercanteggiamenti, di continui rosicchiamenti dei confini, deve essere rispettata quale nazione, e nazione che tutto sommato è anche, e questo lo dico proprio da veneta, oggigiorno molto grata proprio al Veneto per via del fatto che il vino d'Armenia straordinario, perché ha vitini addirittura originari che vengono da millenni, insomma Noè e l'Arca sono sbarcati in Armenia. Cosa succede? Il Monte Ararat è il monte nazionale degli armeni, anche se è in Turchia, che da 20 anni proprio specialisti veneti hanno collaborato alla rinascita della viticoltura armena, e che adesso si sta espandendo con una forza e una anche grinta assolutamente ammirevoli. Dunque non solo dal punto di vista intellettuale, non solo dal punto di vista del scambio, che per il Veneto è stato particolarmente sempre florido, e anche come il famoso libro di Aleramo Hermet dimostra, la Venezia degli Armeni, vecchio ma continuamente ristampato, ma anche proprio una solida relazione economica e commerciale. Questo secondo me è importante, dimostra la vitalità dell'Armenia, la sua piccolezza di 2,5 milioni di abitanti circa, quindi non è che parliamo di una grande potenza, ma parliamo di una realtà che è propositiva e in diversi campi. Accennavo alla viticoltura, ma anche per esempio tutto quello che riguarda il web, tutte le intelligenze artificiali, eccetera, è molto sviluppata e ha grandi specialisti. È una realtà preziosa fra le nazioni, e non vedo perché si debba mortificarla, si debba continuamente attaccarla, si debba ascoltare queste sirene munite di grandi somme di denaro, che ci vorrebbero dire che addirittura gli armeni sono semplicemente una escrescenza da eliminare della grande razza umana. Grazie. Beh, mi permetto, intanto grazie, e grazie ancora della sua presenza e per quello che ci ha detto, ci ha testimoniato. E le faccio, visto che lei ha toccato anche alcuni temi così di geopolitica, di relazioni internazionali, in un momento in cui sappiamo che vediamo il diritto internazionale, diciamo, particolarmente in crisi. Poi non l'ho mai visto in grande salute, se posso dire la mia, ma particolarmente in crisi il riaffermarsi di logiche imperialiste, no? E di logiche sottese al fatto che chi detiene materie prime conta, chi ne detiene meno conta meno, e chi ha potenze militari conta. E questo è sempre un po' stato, oggi mi sembra di poter dire che sia accentuato. Ecco, l'Armenia esce da anche lunghi anni nei quali vi era proprio
lungo i confini, se non ho letto male, se non mi sono informato male, perché sai è anche difficile informarsi a riguardo, anche per chi avrebbe desiderio come me, della presenza di peacekeeper russi, no? Che non ci sono più. Quindi l'Armenia ha vissuto anche diciamo gli anni che ha potuto di relativa pace anche grazie all'intermediazione della Federazione Russa nei confronti di quelle che erano ex repubbliche sovietiche, dove appunto la Russia dal 91 in poi ha sempre cercato di esercitare questo suo ruolo che è di garanzia tra tutti gli ex attori e satelliti dell'impero, no? Allora mi chiedo, pare di vedere che questa presenza non ci sia più, almeno con la forza e determinazione di prima, anche fisica. E se mi posso permettere di introdurre un tema e chiamarlo con il suo nome, il panturchismo non accenna a, diciamo, ad avere sosta rispetto, diciamo, alla propaganda messa in piedi dai vicini. Che futuro potrebbe avere l'Armenia se, anche in ragione delle buone relazioni che lei diceva con il Veneto, quindi con l'Italia, volgesse il suo sguardo verso l'Europa, iniziasse o approfondisse ancora di più rapporti proficui non solo economici come quelli che lei sottolineava prima, ma anche istituzionali, in ragione anche di una, diciamo, eredità spirituale, cristiana, che è conforme a quella che, diciamo, è maggiormente significativa oggi in Europa, e anche in ragione del fatto che oggi in una zona molto complessa del mondo come quella, l'Armenia è una democrazia, ma è una giovane democrazia, ma è una matura democrazia per gli aspetti di esercizio dei diritti civili e politici, di separazione dei poteri, come noi in Occidente intendiamo debba essere una democrazia. Allora, in ragione di queste cose qui, che dicevo prima, i buoni rapporti, le buone relazioni, l'eredità spirituale, il fatto di essere una compiuta democrazia, diversamente da tanti lì che girano intorno. Perché cosa manca all'Armenia per fare il grande passo? Non dico di essere ricompreso nell'Unione Europea, perché sarebbe un tema, insomma, forse esorbitante rispetto anche al tema del convegno di oggi e forse anche troppo futuristico, ma di trovare nell'Unione Europea, negli Stati membri, dei partner che possano essere loro stessi garanti di una pace, di una dignità internazionale che questa Repubblica ha, ma deve sempre cercare quotidianamente di affermare, come se non l'avesse mai conquistata definitivamente. È una questione molto molto delicata, perché come dice giustamente lei, i russi si sono ritirati, anche perché il governo d'Armenia ha più di una volta, no, esplicitamente e implicitamente preso le distanze dalla Russia, e quindi si è, diciamo, ha tentato in vario modo di avvicinarsi all'Unione Europea, anche con discorsi del primo ministro recenti e proprio nelle sedi istituzionali di Bruxelles, che addirittura dalla diaspora armena, che è molto più numerosa degli armeni abitanti dentro la nazione, però è ciò che sostiene anche l'economia dell'Armenia, perché gli armeni, teniamo presente che dal punto di vista diciamo dei numeri sono circa 6 o 7 milioni in diaspora e 2 milioni e mezzo nella Repubblica. Alcuni dei quali naturalmente poi sono originari di là e non hanno neanche, e in parte invece sono profughi dopo il genocidio. Quindi i tentativi ci sono stati, forse in parte anche dimostrando molta simpatia verso l'Europa,
e anche però con una diciamo, con una accentuazione pericolosa, perché il primo ministro armeno, Nikol Pashinyan, al momento ha attaccato violentemente l'altra grande istituzione della Repubblica Armena, e cioè indipendente, e cioè la Chiesa Apostolica Armena, che, come ricordiamo, non è la Chiesa Apostolica Armena, non è una chiesa ortodossa, è molto più vicina a Roma. C'è stata una grande dichiarazione di Papa Giovanni Paolo II con il Cattolicos d'Armenia Carichim I alla fine del secolo scorso, che ha dichiarato che fra la Chiesa latina e la Chiesa armena apostolica non ci sono differenze di dogma, ma soltanto di riti. Questo lo distingue da ogni Chiesa ortodossa e lo avvicina proprio anche alla Chiesa latina romana. Tuttavia, oggi la Chiesa è sotto attacco da parte del governo in Armenia, e tutti noi stiamo a vedere che cosa succederà con le prossime elezioni. Quindi il suo auspicio è un auspicio assolutamente da condividere, tuttavia ci sono queste anche complicazioni interne su quali non mi permetto di ovviamente dire più di questo, ma che rende tutto sommato proprio la struttura interna del paese, indebolisce la struttura interna del paese, perché la Chiesa armena da sempre, anche in tutti i secoli in cui l'Armenia non ha avuto uno Stato, è stata quella che ha conservato la lingua e anche la struttura proprio, diciamo, del popolo armeno, che a differenza di tanti altri esiste tuttora e resiste tuttora. E quindi siamo proprio tutti anche in attesa di queste elezioni. La ringrazio, veramente grazie per essere stata con noi, Antonia Arslan, grande intellettuale italiana di nazionalità armena. E se vuole, io spero che lei voglia rimanere collegata per ascoltarci, se ha tempo e se può, la benvenuta a stare con noi. Chiamerei qui al podio il priore dell'abbazia dell'Isola degli Armeni, Amazasp Keshishian, scusatemi. Forse il luogo più conosciuto, no? Porta il nome Isola degli Armeni, cioè non ci vuole un genio a capirlo. Io l'ho visitata con la famiglia, mi ricordo una cosa particolarissima fatta da un monaco, probabilmente fatta da un monaco, una sfera... monaco buddista di Canton. No, esatto, no, sì, però ce l'avete voi, ma... su un pezzo d'avorio, esatto. Esatto, dopo se vuole raccontare, è una cosa praticamente, è un esempio mondiale di intaglio di avorio che replicare sarebbe, io non so se ci sia qualcuno che lo potrebbe mai rifare. Se ci volesse raccontare le vostre attività, la vostra storia, la vostra appartenenza religiosa, come nasce questa esperienza a Venezia, che vita, che vicende ha attraversato nei secoli e che cosa dice ancora dell'Armenia e che relazione avete con Venezia e con l'Italia. Grazie. Innanzitutto buongiorno a tutti e ringrazio di cuore a nome della congregazione mechitarista, la Regione Veneto e il Comune di Venezia che da anni ormai con vari eventi e attività commemora il genocidio e rende omaggio ai nostri martiri. Io, a dire il vero, avevo preparato proprio la tematica del genocidio perché, essendo proprio nella settimana dedicata ai martiri, ovviamente parlerò due cose anche della congregazione quando la cito. Il genocidio del popolo armeno ha segnato profondamente il popolo perché, oltre lo sterminio ai massacri, alle deportazioni e la dispersione dei sopravvissuti armeni in tutto il mondo, il popolo armeno, oltre alla perdita fisica e territoriale, ha perso i suoi monasteri, monumenti religiosi, storici e culturali, manoscritti, tradizioni popolari,
orali, devozioni e pietà religiose di cui non si parla, ma era il cuore del popolo armeno, che lo anche legava alla sua storia e alla sua cultura. Altrettanto la congregazione mechitarista, la cui sede è a San Lazzaro, centro di illuminazione spirituale e culturale del popolo armeno, è stata segnata profondamente del genocidio. Qui apro le parentesi parlando del nostro fondatore Mechitar, che nacque a Sebaste, che ha citato, nel 1676. Quest'anno e commemoriamo il giubileo del suo 350° anniversario della nascita. E, tra 2 o 3 giorni, il 27 di aprile, è il giorno della memoria alla nascita di Mechitar in cielo, cioè la sua morte. E Mechitar, un monaco armeno che si è dedicato al servizio del popolo armeno, ma soprattutto al Signore, e fondò l'ordine a Costantinopoli per l'illuminazione spirituale e culturale del popolo armeno. È considerato uno dei promotori dell'umanesimo armeno, della rinascita spirituale e culturale, ma anche uno dei precursori dell'ecumenismo, perché volle l'unità della Chiesa. Anche pur essendo cattolico non volle separarsi dalla Chiesa armena, ma unire la Chiesa armena a quella romana. Per quello fu perseguitato. All'inizio trovò ospitalità nel territorio peloponneso veneziano, a Morea, dove fondò il monastero e la Chiesa, e poi quando gli ottomani invasero il Peloponneso arrivò a Venezia. Grazie anche alle amicizie che aveva curato lì con Angelo Emo, il governatore, e soprattutto Alvise Sebastiano Mocenigo, che poi divenne il doge di Venezia. Scelse Venezia, come si è parlato, c'era una importantissima comunità di armeni, e il primo libro era stampato a Venezia nel 1512. Mechitar era uomo di libro, di cultura, voleva trasmettere anche la parola di Dio, l'evangelizzazione, anche la storia e la lingua, soprattutto che era a rischio nell'impero ottomano, tramite proprio il libro. Per quello scelse Venezia e si rivolse al governo, e dopo gli viene dato proprio l'isola Lazzaretto di una volta, che poi divenne il centro spirituale e culturale del popolo armeno, e venne perfino conosciuta come un'accademia, grazie al lavoro importantissimo dei nostri padri, non solo di far sopravvivere o rinascere la cultura armena con tutti i storici, la storia e la teologia e la letteratura medievale armena, ma anche tradurre in armeno i classici della letteratura occidentale, far conoscere la cultura occidentale agli armeni, essendo ponte tra gli armeni e l'Occidente. Adesso entro di nuovo, perché anche la congregazione mechitarista purtroppo fu segnata dal genocidio, perdendo il 90% delle sue missioni, soprattutto scuole, a Mush, a Trebisonda, a Hodorchur, a Erzurum, a Istanbul e altri luoghi. Ha perse anche case monastiche e soprattutto la fonte delle sue vocazioni, che era l'impero ottomano, le regioni dell'impero ottomano. 4 monaci mechitaristi furono martirizzati: padre Stefano Sarian, padre Tommaso Odabascian, il poeta che aveva un futuro davanti, purtroppo fu ucciso, padre Garabet Dersaghian, e padre Boros Paolo Kasparian, come anche diversi ex alunni, soprattutto del collegio armeno, come il famoso poeta Daniel Varujan, che visse e studiò nel collegio armeno ad Orsoduro, al Palazzo Zenobio, dai padri dal 1902 al 1905, e che, come se avesse presentito il suo martirio, in una bellissima frase che dice, lo dico in armeno e lo traduco: Inch puit gjanke mernoch, yerp vor jeraz gabri, yerp vor jeraz anmahe. Che importa se la vita muore, quando il sogno vive, quando il sogno è immortale. I padri si prodigarono, come è stato detto, a fondare orfanotrofi per gli orfani armeni, prima a Costantinopoli, poi a Fiesso d'Artico, la casa estiva, infine a Milano, per educare e formare questi orfani
che avevano perso tutti i genitori, tutti i loro parenti, e i padri li formarono e soprattutto li educarono con i valori umani, cristiani e armeni. Tra loro anche di questi orfani alcuni che divennero monaci, come è stato già citato, di cui alcuni li abbiamo conosciuti anche noi. E non parlavano mai del genocidio, anche se li vedevano talvolta tristi, ma loro non parlavano, soprattutto, come diceva, non incitavano all'odio. Il popolo armeno, malgrado tutto ciò, sopravvisse, grazie anche alla Chiesa e alle scuole dappertutto, soprattutto nella diaspora, comunità della diaspora, rimanendo fedeli alla storia, all'eredità culturale e alla lingua, che oggi purtroppo la globalizzazione sta mettendo a rischio. Oggi si parla del futuro dell'Armenia, vorrei concludere con questo, perché si fa degli accordi, ma a scapito di chi? Sempre del popolo armeno. E a che prezzo? Come si è detto, bisogna garantire che non si ripeta la storia come purtroppo è stato fatto nel Nagorno-Karabakh, che fino ad oggi monumenti religiosi e culturali sono a rischio di essere distrutti, come si è detto, del genocidio culturale. E purtroppo tutto questo succede anche per, si è detto, del silenzio. Io parlerò un po' più forte dell'indifferenza, perché c'è una indifferenza di un popolo che si dichiara sempre, io dico rispetto, perché tra i unici paesi che sono davvero vicini all'Armenia, il popolo italiano di cui siamo sempre riconoscenti, ma il problema è che questa indifferenza si parla di parole ma non di fatti. Quando si parla diritti di alcuni che si mettono sanzioni eccetera, di altri non lo fanno purtroppo, che purtroppo non solo sono diciamo monumenti culturali o patrimoni che appartengono solo all'Armenia, si parla anche del patrimonio culturale mondiale dell'UNESCO, sotto il patrimonio dell'UNESCO come patrimonio dell'umanità, ma non dove si difende e non mai, diciamo, si va oltre la condanna. Chi garantisce la pace e la stabilità e la sopravvivenza della Repubblica d'Armenia? E questa è la preoccupazione di tutti gli armeni del mondo. Se non si garantisce i diritti internazionali dell'Armenia, sarà sempre a rischio la sua stabilità. Si parla sempre di pace, ma pace anche se non c'è proprio il fondamento che è la giustizia. Perfino nei Salmi, nella Bibbia si dice vanno insieme la giustizia e la pace, che si baciano. Chi garantirà che gli armeni si vedano rispettati nei loro legittimi diritti e nel loro ruolo nel scenario internazionale insieme alle altre nazioni? Queste sono preoccupazioni anche nostre come religiosi, come ovviamente membri del popolo armeno, che speriamo che insieme tutti i popoli, ma soprattutto quelli che sono istituzioni che garantiscono i diritti umani, si mettono a parte gli interessi personali, cerchino la giustizia e operino per la pace. Grazie. Grazie, grazie padre, e soprattutto per il richiamo a questo tema di giustizia e pace che camminano insieme, nel senso che non c'è l'una senza l'altra, se c'è l'una non può non esserci l'altra, e in questo momento diciamo che la disparità su come vengono trattate situazioni simili nel mondo sono evidenti ancora di più, e diciamo che la situazione in Nagorno-Karabakh l'ha recentemente ben evidenziato al mondo, anche se l'indifferenza, come ha detto lei, è stata tanta, e siamo qui per togliere per quello che possiamo questo velo di indifferenza.
Io chiamerei Sona Arutinian, eccola, la vedo, grazie, professoressa H. Foscari. Vorrei che anche lei, dal punto di vista personale e accademico anche, ci proponesse la sua riflessione in merito ai temi che abbiamo finora trattato. Grazie. Grazie mille per questo invito, sono veramente onorata e desidero esprimere un sentito ringraziamento alla Regione Veneto, che ha sempre dimostrato una particolare sensibilità verso il popolo armeno e verso la memoria del genocidio. Ecco, si è parlato del silenzio, si è parlato anche del trauma, ecco. E poi qua il titolo nostro è Armenia quale futuro. Qui volevo fare una riflessione su un argomento che è trasmissione intergenerazionale del trauma. Allora, i superstiti per una monografia, quando ho studiato questo argomento, allora ho visto che i superstiti al genocidio hanno seguito proprio due strade nette per andare avanti. Allora, una strada: tacere come protezione verso i figli. L'altra strada è invece parlare come protezione verso i figli. Quindi sono due strade completamente diverse, però sono, diciamo, indirizzate alla ricostruzione del futuro delle generazioni. Ecco, e qui volevo condividere una riflessione che nasce dalla storia di un'armena profondamente legata a questa regione, Laura Mirachian, diplomatica, figlia di un sopravvissuto al genocidio e figura che oggi ricordiamo anche con commozione per la sua recente scomparsa. E vorrei iniziare con una voce, la voce di suo padre, Khorem Mirachian, sopravvissuto al genocidio e autore del libro Da pastorello a medico. Scrive: nel 1915, prima che iniziassero le deportazioni e i massacri degli armeni, un giorno la mia mamma, carica di grossi fagotti, mi prese per mano e mi portò presso una famiglia turca raccontando non so cosa. Così io da un momento all'altro mi trovai solo in questa casa. La mia mamma era scomparsa, forse per non vedermi piangere. Il giorno dopo il vecchio mise sul mio capo un fez rosso con un turbantino bianco e mi chiamò Mohammed, quindi una perdita totale dell'identità. Poi varie vicissitudini, riesce a scappare e arriva a Venezia, alla congregazione mechitarista di San Lazzaro, collegio armeno Murat Raffaele, un luogo di rinascita, di studio, di costruzione e di un futuro, e successivamente si laurea in medicina. È proprio da questa eredità trasformata dal dolore in conoscenza, dalla sopravvivenza in responsabilità, che nasce il percorso di sua figlia, Laura Mirachian, armena, italiana, veneta e soprattutto una figura autorevole nella diplomazia italiana, nominata una fra le primissime donne ambasciatrice di grado nel 2008 in Siria. Ha rappresentato l'Italia in contesti complessi e cruciali, dalla Siria a Belgrado negli anni delle guerre balcaniche alle Nazioni Unite a Ginevra. Ho avuto il privilegio di incontrarla l'estate scorsa a Roma, quando mi accolse nella casa sua, e in quell'occasione le posi una domanda che mi stava particolarmente a cuore: in che modo la sua identità ibrida italiana e armena avesse influenzato la sua visione della diplomazia e il suo approccio al dialogo interculturale. Mi rispose con parole che oggi risuonano con ancora maggiore forza. Disse: le mie radici multiculturali, in particolare riferite alla componente armena, un popolo coraggioso e direi indomito, che ha saputo superare un genocidio, hanno certamente influenzato in primis la scelta stessa della diplomazia e poi la visione del dialogo che essa per definizione comporta. Ho sempre pensato che multiculturalità significa arricchimento politico e culturale, progresso sociale, convivenza civile, anziché guerre.
Queste parole oggi risuonano con una forza particolare, richiudendo il senso più profondo del suo percorso, perché Laura Mirachian non è stata soltanto una grande diplomatica, è stata il risultato vivente di una storia, quello di un popolo sopravvissuto a un genocidio e capace di trasformare la memoria in dialogo, la perdita in costruzione e il trauma in impegno per la pace. E forse è proprio questo il messaggio più importante che possiamo portare via oggi. Ricordare non significa soltanto guardare al passato, come ha detto anche il nostro console, ma significa chiederci cosa facciamo noi oggi di quella memoria, quindi ricordare per poter andare avanti. E la storia di Khorem Mirachian ci parla della distruzione, ma la vita di Laura Mirachian, sua figlia, ci parla della possibilità di ricostruire. Ed è significativo che questa storia passi anche da qui, da questa regione che è stata anche legata a varie figure della diaspora armena. Prima ha parlato la cara amica Antonia Arslan, regione che è legata anche alla storia di suo nonno. Ecco. E quindi una regione che non è solo luogo geografico, ma spazio di crescita, di appartenenza e anche di doppia identità per tutti noi. Ecco, grazie. Grazie a lei, professoressa, per il ricordo di questa straordinaria figura, di questa donna che ha dato tanto alla diplomazia italiana e per il ricordo del legame profondo con questa terra veneta che ha saputo accogliere, ha saputo riconoscere e oggi insomma può essere testimone del fatto che gli armeni hanno veramente dato tanto sotto tanti punti di vista, dal punto di vista della diplomazia lo ricordava lei e ricordavamo prima il punto di vista culturale sotto molti aspetti. Se noi volessimo fare un elenco degli artisti, delle persone che si sono distinte a livelli internazionali, ecco, il popolo armeno, come dicevo prima, ha un'incidenza rispetto alla quale bisognerebbe studiare il come mai e il perché. Non credo sia una questione di più intelligenti o meno intelligenti, credo che sia forse vicende storiche, forse contesto culturale hanno creato questa diciamo, è come, per usare una citazione biblica, è come il lievito nella pasta, no? Ecco, è come il sale nel pane, insomma, pochi però hanno saputo esprimersi a livelli che hanno fatto e hanno raggiunto e fatto del bene a molte altre persone. E vorrei per l'associazione Italia-Armenia, se è presente, Vartan Giacomelli, prego, anche da parte sua una riflessione su questi temi, se vuole anche brevemente illustrarci le attività dell'associazione, lo stato di fatto, la nascita, insomma l'evoluzione di questa realtà associativa. Grazie consigliere, salto i ringraziamenti ma semplicemente perché li faccio miei sentiti per questa iniziativa che è importante, non solo per il contesto in cui avviene ma anche per il titolo e le sollecitazioni che vengono dagli spunti che lei ha voluto dare e anche, consentitemelo di ribadirlo, anche da parte mia come occasione di gratitudine e riconoscenza che la diaspora armena ha nei confronti di questa terra. Italia-Armenia è forse un frutto piccolo ma significativo di questo incontro. Sono 35 anni che vive come associazione che crea ponti, scambi, confronti tra il popolo italiano e il popolo armeno attraverso iniziative culturali, di solidarietà, di incontri. Si pone come riferimento all'interno della diaspora italiana, una delle tante entità che però ha una sua continuità e questa specificità di essere aperta ai cittadini italiani che
lo devo ribadire sempre, danno il contributo forse più importante e significativo proprio alla vita e alla crescita di questa associazione. Sono molto suggestive non solo le sue sollecitazioni, ma anche le riflessioni che ho sentito finora, che ruotano attorno a questo tema sia della memoria che del futuro, sia dell'identità che del rischio del suo annientamento. Quando sentivo parlare la professoressa Aslan su come si sente lei, armena o italiana, ovviamente ho percepito una grande affinità, perché anch'io, che ho padre italiano, mi sento naturalmente italiano per il contesto in cui sono vissuto e mi sono formato, ma mi sento anche naturalmente armeno, non solo perché mia madre era armena, ma perché la mia identità armena l'ho costruita e l'ho cercata, e in qualche modo ho sentito anche una responsabilità di farla crescere quando non c'è stata più mia nonna, mia mamma e le persone che me l'hanno trasmessa, perché è fatta anche di memoria. Quindi la memoria non è ricordo del passato e basta, come giustamente lei ha sottolineato, ma è anche un fattore costitutivo dell'identità armena, proprio perché è memoria viva. Io credo che uno degli spunti importanti proprio per avere quella prospettiva di attualità e di proiezione verso il futuro anche della memoria del genocidio armeno sia quello di innanzitutto partire da questo, e cioè la storia del popolo armeno non nasce ovviamente 100 anni fa, non muore 100 anni fa, ma è millenaria e ha una ricchezza e una vitalità che c'è stata e che deve esserci ancora. È stato ricordato prima un accenno all'incontro con Papa Giovanni Paolo del grande cattolicos Karokhin I, che usava per parlare della storia dell'Armenia un'espressione secondo me struggente, e cioè la biografia della nazione armena, cioè non qualcosa che è storia, ma è anche vita millenaria fatta di valori, di cultura, di tradizioni, di scambi. Allora, oggi devo dire, e senza sembrare paradossale, se parliamo di futuro, a me, che non ho titolo per fare analisi geopolitiche, ma che offro la mia esperienza di armeno, cittadino italiano che opera nella diaspora, viene in mente una famiglia di 100 anni fa, poco più. Nel 1921 a Venezia arrivava una giovane famiglia. Agop era il padre, Iripsime era la madre, c'era un figlio appena nato, venivano dalla lontana Erzurum. Dopo aver vissuto lo strazio del genocidio, aver vissuto 4 anni disastrosi di peregrinaggio senza alcuna certezza di sopravvivenza, in una costante situazione di precarietà, arrivano a Costantinopoli, stanno per un periodo e poi approdano a Venezia. E lì trovano spazio per riniziare a vivere. Agop e Iripsime erano i miei nonni materni. Li ricordo come persone che in quella fase, giovani ma con un fardello pesante nel loro cuore di una patria perduta per sempre, hanno trovato in Veneto un contesto benevolo, aperto, operoso, dove sono riusciti a dare un contributo, non solo di lavoro, di ingegno, di intraprendenza, ma anche di stile, di civiltà, di cultura. Ecco, io credo che già questo, e cioè partire dall'idea che l'Armenia ha una biografia millenaria, vitale, che va recuperata e coltivata e fatta conoscere, e tener conto che questo tipo di conoscenza ha bisogno di un contesto aperto che consenta anche di raccogliere questa eredità che è fatta di dolori, di lutti, ma anche di valori culturali e spirituali importanti, sia già un punto fondamentale. Perché cosa ci consegnano i martiri del genocidio armeno? Penso a Iripsime e Agop, ma penso ai tantissimi armeni che sono morti sulle vie della deportazione o sono sopravvissuti portandosi dentro nel cuore quello che era successo. Credo che sia stata proprio una storia di resistenza, la necessità di ricomporre i frammenti di questa loro storia dolorosa, ma anche di ricominciare. E allora la sua domanda,
come mai il popolo armeno offre tanti esempi di persone che in contesti nuovi sanno dare luce e un contributo di ingegno. Beh, credo che nasca sicuramente dalla precarietà, che è un tratto che segna il destino dell'Armenia da sempre e che quindi comporta la necessità e l'urgenza di in qualche modo uscire da il rischio di come dire, essere annientati dal proprio destino avverso. E quindi questa intraprendenza e questo desiderio di nuovo, che peraltro io riconoscevo molto vivo, per esempio in mio nonno, una grande curiosità, una grande apertura in tutto quello che era nuovo, beh, porta poi alla necessità anche di dare un contributo, una restituzione a questi contesti nuovi, aperti, come è stato il Veneto ed è ancora per gli armeni, proprio come diciamo possibilità di vita. E credo che parlare di futuro nel momento in cui ricordiamo i martiri del genocidio armeno sia una cosa non scontata, forse una sfida, però è una sfida che, se vogliamo riempire di senso, va unita alla parola responsabilità, l'ha già utilizzata la professoressa Rutunian, che ringrazio per la sua densa riflessione. Responsabilità di cosa? Beh, innanzitutto di mantenere viva questa identità. Ricordiamoci, lo è stato detto in maniera chiarissima, e ringrazio anche il professor Sivazilan per questo, che, lo ha ripetuto la professoressa Aslan, il rischio di annientamento è ancora presente, quella difficoltà di in qualche modo salvare l'identità fisica, spirituale, culturale, questa precarietà costante che ha segnato i martiri di allora, colora ancora di ombre il destino dell'Armenia adesso. Si parla di genocidio culturale, la notizia della distruzione della cattedrale di Stepanakert in Artsakh, nel silenzio indifferente. Siamo prossimi a una visita del capo di governo italiano a Baku. Sono temi che forse, se parliamo di responsabilità politica e di nazione, devono essere posti. Credo che ci sia anche un profilo etico nella responsabilità, e cioè ricordare il genocidio come verità storica, tenendo conto anche di quello che in questi decenni si è fatto per capirlo in tutta la sua complessità e valenza ideologica. C'è una maturità concettuale anche nella memoria del genocidio che la rende qualcosa di aperto, che può aiutare a aprire gli occhi nel presente. E poi credo responsabilità proprio di mantenere aperto questo canale, come diceva Antonia Aslan, parlarne, farne parlare, non solo del genocidio ma anche di quella che è la situazione presente, cogliendo anche gli accenti che il console Sarukanian giustamente ha evidenziato, cioè di non isolare l'Armenia, di non farle perdere la possibilità di avere un proprio futuro. Sono, credo, dimensioni che vanno tenute insieme per non perdere di vista cosa significa sentirsi armeni oggi. Chiudo, torno a quella giovane famiglia che nel 1921 arriva a Venezia. Io credo che se c'è qualcosa che ha lasciato in eredità quelle persone che hanno vissuto chiudendosi anche nel silenzio e, come dire, consegnandoci una responsabilità a noi oggi, ecco, quello che ci hanno lasciato è soprattutto una grande saldezza in quelle che erano le proprie convinzioni, rivendicando il fatto di essere armeni senza farsi annichilire dal dolore e dall'odio, e questo è già stato giustamente sottolineato, ma dicendo anche ci siamo ancora e ci siamo in qualsiasi contesto pronti a dialogare, a dare il nostro contributo. Credo che si possa porre come domanda, ma anche come suggestione. Forse quello che hanno fatto e sono stati loro può diventare un modello, uno stimolo anche per parlare di futuro dell'Armenia oggi? Grazie. Grazie dottore, mi è piaciuto quando ha parlato di sua madre e quindi della forza che hanno le donne in contesti non semplici, dove diciamo l'uniformità culturale è un'altra, di aver in lei dato la possibilità di
vivere ancora le sue radici e di fargliele vivere nel migliore modo possibile, quindi non nel contrasto, ma nella condivisione, nell'arricchimento. È diciamo, è un tratto di molti armeni che io conosco e il cui ruolo è spesso dato alle donne. Forse io lo dico da uomo, molti di noi padri armeni arrivati altrove, non so se avrebbero avuto altrettanta solerzia nel custodire le radici. E i sacerdoti che sono qui presenti magari mi correggeranno, dopo uno parlerà, ma anche nella trasmissione della fede ai figli le donne hanno un ruolo centrale, no? E più di noi uomini, purtroppo, su questo magari potremo aprire un grande capitolo. E quindi, essendo la fede uno dei temi, dei tratti della cultura, della propria spiritualità, come lo fanno per questo, lo fanno anche per altro. E quindi la forza delle donne armene lei l'ha sottolineata con quelle sue prime parole. Adesso vorrei invitare a parlare una persona che, se non la conosci, è un problema tuo, nel senso Levon Zekiyan, rispetto al quale io mi sono scritto un attimo una brevissima sinossi di tutto quello che lei ha fatto, padre. Docente di lingua e letteratura armeno a Ca' Foscari dal 76 al 2011 e di istituzioni ecclesiastiche armene al Pontificio Istituto Orientale di Roma dall'88 al 2017, delegato pontificio per la congregazione mechitarista dal 2016 al 2021, arcieparca per gli armeni cattolici di Istanbul di Turchia, fondatore dell'associazione Padus Araxes, poi mi correggerà, che ogni anno organizza corsi di lingua e cultura armena con l'Università Ca' Foscari, con l'Istituto Marcianum di Venezia. Dal 2015 al 2018 è stato presidente della Conferenza Episcopale della Turchia e autore di più di 200 articoli scientifici in varie lingue, 16 monografie, oltre alla curatela di diversi altri volumi. Io dalla sua pagina Wikipedia mi sono segnato il fatto che lei parla, padre, l'italiano, il francese, l'inglese, il tedesco, il turco, il russo, il georgiano, il latino, l'ebraico biblico, il greco moderno e antico. Allora, adesso parli nella lingua che vuole, perché qui non abbiamo traduttori. Se scegli l'italiano ci capiamo meglio, però complimenti perché lei è un esempio vivente e attuale di come tanti intellettuali armeni ancora oggi con la loro opera irradino i posti dove sono giunti per mezzo della diaspora, e vorrei che fosse Monsignore a fare le conclusioni di questo convegno. L'ultima volta, anzi la prima volta che ci siamo visti, questa è la seconda, nel suo intervento ha sottolineato come il popolo armeno è segnato dal punto di vista così anche globale, no? Armeni uguale genocidio, punto, abbiamo detto tutto, e questo è. E quanto, diciamo, delle volte si esaurisca su questo tema la visione di una storia complessissima, bellissima, fantastica, di un popolo che ha dato molto, e oggi purtroppo nel dibattito pubblico segnata dal fatto per cui ok, voi siete quelli che ci avete avuto il genocidio, poi adesso pure Nagorno-Karabakh. Ecco, allora lei diceva in questo suo breve discorso che siamo anche altro, no? Allora, quando ho pensato al tema del convegno, ho pensato quale futuro, ripensando alle sue parole di pochi giorni fa quando ci siamo visti a Treviso. Vorrei che appunto chiudessimo con anche un tratto così, uno sguardo profondo che guarda al futuro con speranza, parlando pur sì, certo, partendo dal genocidio, ma che fosse lei a chiudere questo convegno con questa visione appunto al futuro, alla speranza e a ciò che può essere e può dire ancora l'Armenia per i prossimi secoli. E anzitutto i miei complimenti
per questo raduno, per questa riflessione, perché ancora 30-35 anni fa era un atto di coraggio fare cose simili. Parlerò, diciamo, molto apertamente, molto liberamente, anche come una memoria che vorrei trasmettere, perché faccio una confessione, molti mi dicono di scrivere le mie memorie, ma non so se mai avrò il tempo. Comunque anche questi discorsi sono così. Era nel 95, 80° anniversario del genocidio del Meziereeren, e poi dico brevemente perché aggiungo sempre il genocidio del Meziereeren. Proposi ad una istituzione accademica della Santa Sede del Vaticano una commemorazione del martirio. Il decano della facoltà rifiutò, con cui poi diventammo molto amici. Abbiamo anche trovato, diciamo, delle piattaforme comuni, ma la reazione iniziale era negativa. E perché mi disse brevemente e molto seccamente, anche direi, ci conoscevamo appena, un pontificio istituto non può occuparsi di politica. Ovviamente questa era la simulazione del vero motivo. Ma ho detto, padre, questo non è politica, parliamo del martirio. Questo per iniziare. Quindi io non sarei politicamente corretto. Lo dico sempre e vorrei essere eticamente corretto. Un altro episodio, che sempre sono così, fanno parte delle memorie, praticamente è stato il discorso del Santo Padre di venerata memoria, Papa Francesco, quando parlò il 12 aprile del 2015, apertis verbis, però anche il troppo apertis non può sempre servire la causa. Non era finita la cerimonia in Vaticano, che l'ho saputo poi all'uscita, la Turchia aveva revocato il proprio ambasciatore. E per un anno, ma cosa successe? Che Papa Francesco non tornò più sull'argomento. E qui, prima di passare ad altro, vorrei toccare una insufficienza di noi armeni, perché alla sua morte un autore abbastanza noto, che scrive in francese, mi mandò molto gentilmente il suo articolo su Papa Francesco perché dessi un'occhiata. E dove dice testualmente: Papa Francesco fu il primo Papa che si interessò alla sorte degli armeni. Ovviamente l'ignoranza non è una colpa, non possiamo sapere tutto, ma almeno le cose che ci riguardano dobbiamo sapere. Allora io gli ho detto che a mio parere sarebbe meglio scrivere: continuo sulla scia, magari ampliandola, una tradizione ben radicata, perché partendo dagli inizi del Novecento, ciò che fece Benedetto XVI, poi grandissimo Papa, la sua lettera alle potenze belligeranti, sarebbero la Costituzione vera dell'Unione Europea, che ancora oggi non è applicata. E lui, per primo, dalla definizione non solo di quel che capita agli armeni, e qui anche la diplomazia vaticana, quella leggendaria, mi astengo da un giudizio sul dopo, che era al corrente di quello che succedeva negli angoli più remoti dell'Anatolia, perché il 6 dicembre 1915, nel concistoro pubblico, lui dice testualmente, cito in latino: miserrima Armenorum gens ad interitum prope ducitur. Il più sfortunato popolo armeno viene condotto all'annientamento. Aveva capito tutto. Ma questo noi l'ignoriamo.
E Pio XI accoglie 400 orfane armene, che poi furono mamme di famiglia, anche alcune religiose dell'Immacolata Concezione, nel suo palazzo di Castel Gandolfo. Alcuni monsignori, questo è attestato per storia orale almeno, secondo la vecchia mentalità, dicono: ma Santità cosa sta facendo? Queste sono figlie di eretici. Lì non può accoglierle nel suo palazzo. Pio XI non scherzava con nessuno, batte il pugno sul tavolo, dice: sono figlie di martiri, dice. È una dimensione che purtroppo noi abbiamo posto un po' in secondo piano. Questo è un discorso importante su cui riflettere. E questo per quanto riguarda, diciamo, la conoscenza della nostra propria storia. Oggi io sono molto contento anche per il titolo. Quale futuro? Perché e qua vedo anche qualche mio coetaneo, a partire dal dottor Zovichian, anche lui può attestare. Io, nella mia piccola, povera esperienza personale, vedo oggi 3 fasi nella commemorazione del genocidio. La prima, a partire dal 1956, al Collegio Armeno si faceva la commemorazione, non entro nei dettagli, era la fase del puro ricordo, dolente, anche perché molte persone superstiti erano ancora là in vita. Poi si apre una nuova fase col 65, e dove, questo lo sottolineo, perché questo riconoscimento del genocidio, oggi, con lo sguardo del dopo, a me pare, è un'opinione personale da discutere, ci abbia fatto più danno che utilità. Perché io, durante i 25 anni che seguirono la deposizione di Levon Ter-Petrosyan, primo presidente della Repubblica, devo dire che a partire dall'epoca sovietica avevo avuto, era anche il sistema che lo permetteva, accesso alle massime autorità dello Stato, con uno dei quali poi rimase amico per la vita, e come capita a queste persone molto gloriose in gioventù, mi diceva negli ultimi anni: Levon, sei rimasto tu solo a visitarmi, siamo diventati amici personali. E praticamente questa fase, diciamo, del riconoscimento, parlando con queste personalità che poi la prima generazione venne a mancare, con altri, e non politici sempre, ma intellettuali accademici, cosa mi dicevano? Dicevo che la soluzione della chiave, le chiavi di Baku, sono ad Ankara. Dobbiamo parlare con la... No, loro prima riconoscano il genocidio e poi noi parliamo con loro. Perché questo fu anche, diciamo, il grande dissidio tra Ter-Petrosyan e i successori. Ter-Petrosyan diceva: siamo pronti a metterci a tavola con la Turchia senza alcune condizioni preliminari. Si era maturato moltissimo. Non era il primo Levon che gridava oppure urlava nelle piazze. Era, a mio modesto parere, è stato uno dei maggiori diplomatici dell'ultima fase del XX secolo. Oggi siamo a tavola con la Turchia, l'Armenia, però ovviamente a testa china. Quindi queste cose, penso che dobbiamo riflettere su questo, perché si parla del futuro. È stato detto, l'Azerbaigian parla di Azerbaigian occidentale. Per essere molto onesti, anche noi parliamo di Armenia occidentale. Però dobbiamo fare attenzione ad una cosa, che il nostro linguaggio, e qua l'ultimo punto che vorrei fare è la questione del linguaggio. E mi scuserete se porterò anche qualche memoria, qualche testimonianza personale. Praticamente, scusate,
La questione del genocidio quindi ci trattenne per poter intavolare un dialogo, un confronto con la Turchia, dove ci siamo volenti o nolenti, e praticamente il fatto è che non è la questione del genocidio che scandalizza o crea la reazione, è la questione del linguaggio. Praticamente chi vi parla ha parlato persino... Oh, grazie. A livello di un viceministro di genocidio. E lui mi disse, Levon Bey è un po' illustre Levon. Levon Bey, quando parla lei, non mi sento offeso. Ma non tutti gli armeni parlano così, neppure i loro amici. Questo è in un articolo dicevo che un destino comune degli armeni e dei turchi, che gli amici degli armeni possono concorrere con gli armeni più nazionalisti, come gli amici dei turchi possono concorrere con i turchi più nazionalisti. Di nuovo una testimonianza personale. Un autore austriaco, siccome è defunto possono farne anche il nome, Erich Feugl, ha scritto di me parole indicibili. Dopo 20 anni che non tornavo in Turchia, nel 2000, fine 2000, in novembre vado in Turchia, dopo è la mia seconda visita dopo 20 anni, e gli amici armeni molto perplessi, Levon, perché sei venuto? Ma insomma sono tornato già in febbraio, non c'è nessun motivo perché no, ci sono delle novità. E quando dice ma no, non turbate il padre, non lasciatelo stare, ma dico cosa c'è? E mi danno in mano questa rivista dove dice che io, parlando a Vienna del Karabakh, dove non ho parlato del Karabakh, parlavo dell'alfabeto armeno, persino praticamente sfidando il Papa, ho parlato del Karabakh indicando come unica soluzione del problema la pulizia etnica degli azeri. E ovviamente comincio un po' a tremare perché è istigazione al crimine. Comunque rimasi una settimana, non successe niente. Poi ho conosciuto il figlio adottivo di quel signore. Intendo dire anche di fidarsi a volte degli amici. L'amico, se è intelligente, ti giova. Se non è intelligente, può anche rovinarti. Questo è un altro punto. Poi, e quindi questo linguaggio, penso che noi oggi, e soprattutto anche qua è uno dei meriti del governo attuale, io, come ho detto, non faccio il politically correct. Un giorno, parlando ancora con un altro diplomatico turco, quando vado ad Ankara, andavo sempre insomma a salutare. Lui era in pensione. Mi chiede, cosa pensa dell'Armenia? Io dico, eccellenza, dica lei prima cosa pensa, io sono parso in causa. Cosa mi dice? Mi ha stupito. Sono molto preoccupato per conto dell'Armenia. Questo è un discorso che risale a 4, massimo 5 anni fa. E dico, eccellenza, perché è preoccupato per l'Armenia? Perché dice c'è troppa tensione tra Russia e Armenia. Non va bene per l'Armenia che ci sia tanta tensione. E questo lo dice un diplomatico turco che per 300 anni l'impero ottomano non ha fatto che fare le guerre con Mosca, con la Russia. Però capisce che per l'Armenia la sua posizione geopolitica è la Russia. Quindi tutte queste cose sono molto importanti e anche un'ultima cosa, sono anche spunti di riflessione, per carità, dobbiamo rifletterci sopra e anche cercare e trovare i modi, il silenzio. A mio parere, la commemorazione, se non è accompagnata dalla ricerca delle vie di soluzione, non vale nulla.
Dell'Olocausto ebraico si è parlato quasi ogni giorno, anche oggi, per tutta la seconda metà del XX secolo. Però la seconda metà del XX secolo è anche il periodo che è il più ricco forse nella storia umana di genocidi in senso moderno. Ma perché? Perché, e qua proprio finisco, non è mia la parola, qua parla uno dei maggiori specialisti del diritto internazionale, François Rigaud. Ci sono due lacune mostruose nel diritto internazionale. Il primo, che lui sottolineava molto, ci dà molto a cuore, è la mancanza del concetto di minoranza non territoriale. Come siamo noi armeni e greci ed ebrei, insomma, minoranze non musulmane, anche oggi in Turchia, grazie al sistema Millet dell'impero ottomano. La seconda grave lacuna è che c'è una contraddizione tra due principi palesi del diritto internazionale, da una parte l'integrità territoriale e dall'altra l'autodeterminazione dei popoli. Ora lasciamo perdere che insomma la somma potenza del mondo vuole avere la Groenlandia, quindi di quale integrità stiamo parlando? Però il principio esiste, ma se c'è l'integrità territoriale, come può esserci autodeterminazione? Questo è un principio che fu anche relegato in oblio dopo la grande epoca della decolonizzazione. Quindi io praticamente posso dire, ho scritto diversi articoli, ho dedicato una vita nel mio piccolissimo, ma anche fino al Ministero degli Esteri italiano, fino alle istanze della Segreteria di Stato, ci porti la documentazione, 4, 5, 6 articoli, e poi silenzio. È mia quasi convinzione che le grandi potenze non vogliano la soluzione di questi problemi. Perché se risolviamo questi problemi, togliamo una notevole parte alle motivazioni anche dei genocidi. Benissimo, vi ringrazio per la pazienza e speriamo che il futuro sia luminoso. Grazie per le sue parole, Monsignore, che sono, diciamo, ecco, illuminanti e figlie di una storia vissuta, diciamo, in prima persona nei contesti che hanno segnato gli ultimi decenni di queste relazioni tese che oggi si stanno provando a normalizzare. Io volevo chiudere la mattinata di oggi dicendo che depositerò una risoluzione in Consiglio regionale nella quale, diciamo, richiamati alcuni fatti storici di cui oggi abbiamo parlato e cercando di rimanere più neutri normale, perché più neutri possibile, per non andare a metterci in situazioni che possano così non favorire i rapporti di solidarietà che si spera che possano essere instaurati e, come si può dire, rafforzati tra Armenia, Azerbaijan, Turchia, eccetera. Questa risoluzione esprime a nome del Consiglio regionale, esprime rinnovata solidarietà e vicinanza al popolo armeno in virtù dei sentimenti di amicizia e dei comuni valori che uniscono storicamente le due comunità, l'altra comunità ovviamente è quella veneta richiamata sopra. L'auspicio per una pronta risoluzione delle questioni umanitarie ancora aperte nel quadro di una cooperazione internazionale volta alla stabilità della regione. Considera utile ogni iniziativa affinché la popolazione armena sia assicurata il pieno esercizio dei propri diritti riconosciuti dalle norme internazionali. Considera utile promuovere e sostenere iniziative culturali di sensibilizzazione che diano continuità al legame secolare tra Veneto e Armenia, a tutela dei diritti civili e politici delle popolazioni colpite, e considera doverosa la salvaguardia del patrimonio artistico, storico e religioso armeno nel Nagorno-Karabakh. Questa è la risoluzione che andremo a portare in Consiglio regionale, che spero voglia
avere, diciamo, la più ampia maggioranza possibile rispetto ai voti che si possono esprimere in Consiglio regionale. Io vi ringrazio tutti di aver accolto il mio invito a Palazzo Ferrofini. Adesso facciamo qualche foto insieme, sia per la stampa sia per ricordo nostro personale, e dopo giù andiamo al bar